Salve a tutti, questo è un video introduttivo sulla difesa estendiana. Si tratta di un'apertura di una difesa per il nero contro l'apertura di donna 1 di 4. Appartiene alla categoria delle aperture ipermoderne, cioè quelle aperture che consentono all'avversario di ottenere un forte centro pedonale, o meglio un centro pedonale e basta, e poi tentano di minarlo tramite delle successive spinte di rottura, in modo da tentare di dimostrare che questo centro pedonale che hanno consentito all'avversario di crearsi è in realtà, in ultima analisi, più una debolezza che un punto di forza. È anche un'apertura molto popolare perché sostanzialmente nella stragrande maggioranza delle possibilità del bianco, il bianco ha tanti modi di reagire, nella stragrande maggioranza di essi il nero ha ottime possibilità di sferrare degli attacchi parecchio violenti contro il re bianco. Insomma, non è un'apertura pattaiola, è un'apertura per chi vuole vincere. E anche in quegli impianti in cui il bianco cerca di imporre un gioco un pochino più tranquillo, il lato della medaglia ovviamente è che il nero, l'altro lato della medaglia è che il nero non ha alcun problema ad uscire dall'apertura. Ok, fatta questa doverosa introduzione, iniziamo a vedere le mosse iniziali. D4, cavallo in F6, ovviamente controlla F4, C4, muove il pedone C, aumenta la presenza del bianco al centro e soprattutto prepara cavallo in C3 che successivamente potrà essere giocato senza bloccare il pedone che sarà stato fissato in C, che altrimenti sarebbe stato fissato in C2. Quindi alfiere in G6, pedone in G6, lo sviluppo dell'alfiere in fianchetto caratterizza l'est indiana e la Grunfeld. Cavallo in C3 che controlla E4. A questo punto in teoria il nero potrebbe rientrare in una Grunfeld in questo modo, ma non è il nostro caso. Invece si prosegue nell'S indiana con alfiere G7 e a questo punto, come programmato, il bianco gioca E4. Adesso il nero gioca D6 per impedire la spinta in E5 che probabilmente darebbe al bianco un centro decisamente troppo forte, troppo fastidioso. Dunque, questa è la nostra posizione di partenza per quel che riguarda l'esplorazione dell'est indiano. In questo video introduttivo mostrerò solamente le strutture pedonali che spesso si vengono a creare e poi in altri video le esaminerò nel dettaglio. Dunque, fermandoci un attimino a questa posizione, si vede che ovviamente il nero ha concesso al bianco di crearsi un centro pedonale estremamente forte, composto dai pedoni centrali E4, D4 e C4, che potrà essere successivamente sostenuto dal pezzo. Dal canto suo il nero ha sviluppato i pezzi, l'alfiere camposcuro punta contro D4 e il cavallo punta contro E4. Successivamente un eventuale cavallo in C6 potrà puntare pure lui contro D4. Notiamo infatti che i pedoni C4 ed E4 possono essere difesi da altri pedoni volendo con le spinte in F3 oppure in B3. Tuttavia il pedone in B4 è il punto debole del centro bianco, perché ovviamente non può essere difeso da nessun pedone. E vedremo successivamente che in base a come i due giocatori decideranno di gestire, nei limiti che l'avversario gli deciderà di imporgli, la debolezza in D4, ecco, pardon, sarà proprio il modo in cui i giocatori decideranno di gestire questa debolezza in D4 che determinerà le varie possibilità, le varie strutture pedonali che andranno a crearsi. Notiamo inoltre che il pedone in D6 ha sì è vero l'ovvia funzione di impedire la spinta in E5, tuttavia abbiamo detto che il nero vuole prima dare il centro al bianco e poi cercare di minarlo con delle spinte addirittura. Ora,
il pedone D6 è essenziale per preparare queste spinte di rottura, perché le spinte di rottura in questa posizione sono sostanzialmente C5 ed E5 ed entrambe sono sostenute dal pedone in D6. E quindi svolge anche questa funzione offensiva molto importante. Ok, incominciamo adesso a vedere i principali piani di sviluppo, o meglio, le principali strutture pedonali che si andranno a creare. Cavallo in F3, linea principale. A questo punto non si può giocare immediatamente E5 perché dopo il cambio dei pedoni ovviamente si cambierebbero anche le donne e il re nero resterebbe senza arrocco. Quindi precedentemente il nero arrocca. Alfiere in E2, alfiere in E2 e non alfiere in D3 per il semplice motivo che abbiamo detto prima, cioè la casa D4 è debole. Se l'alfiere andasse in D3 la donna non potrebbe più difendere D4, quindi sarebbe sostanzialmente un indebolimento della posizione bianca. A questo punto il nero gioca E5 e dopo arrocco cavallo in C6, anche questa per attaccare la casa D4. Il bianco si risolve a spingere in D5 risolvendo il problema della debolezza e il cavallo si ritira. Questa qui è la prima nostra variante, che è la variante Mar del Plata. Notiamo una struttura pedonale tipica proprio dell'est indiana, che sono i pedoni E4, D5, C4 contro la catena pedonale E5, D6, C7 del nero. Un altro modo tramite cui si può raggiungere una struttura pedonale del genere è sempre E5, in questo caso il bianco può subito spingere in D5, questo qui è il sistema Petrosian. A questo punto il nero sviluppa semplicemente il cavallo in B7, in D7, una differenza piuttosto importante come vedremo nei prossimi video. Tuttavia, ovviamente questa non è l'unica cosa che è spingere in D5 non è ovviamente l'unica cosa che si può fare al centro. Quindi dopo la spinta in E5 e poniamo a caso arrocco, una cosa che può fare il nero è molto semplicemente catturare in D4 e questo dà origine al cosiddetto centro ortodosso, che è un'altra struttura pedonale che andremo ad esaminare successivamente. Altre possibilità, in questa posizione la mossa è del bianco e sembra che il pedone E5 sia in presa perché viene attaccato sia da D4 che dal cavallo in F3, tuttavia di fatto non si può prendere per via di un tatticismo che il giocatore di Estigliano dovrebbe per forza conoscere, cioè pedone mangia, pedone rimangia, cavallo mangia, cambio delle donne, a questo punto cavallo mangia e il nero recupera immediatamente il pedone tramite l'attacco di scoperta sul cavallo, per cui cavallo mangia, alfiere mangia. A questo punto la posizione è assolutamente pari, se non forse leggermente favorevole al nero. Se in questa posizione qui il bianco si azzarda a prendere in F7, ovviamente segue la cattura del cavallo e dopo la ricattura di pedone il bianco semplicemente si ritrova con un pezzo in meno, quindi no, questa cosa non deve essere fatta. Ho trovato questa posizione molto semplificata e non è una posizione che piace ai giocatori di est indiana, per cui in linea di massima il pedone non va preso. Ok, dicevo comunque, cos'altro si può fare adesso che il pedone debole in D4 viene attaccato? Una possibilità ragionevole è quella che ho detto prima, cioè lasciare che il nero catturi. Un'altra cosa può essere semplicemente cambiare e dopo la ricattura semplicemente cambiare le donne. Questa è la cosiddetta variante di cambio ed è
in assoluto la continuazione più tranquilla a disposizione del bianco contro la difesa est-indiana, per via principalmente del cambio immediato delle donne e della struttura quasi simmetrica che si viene a formare al centro. Ok, poi altra possibilità, in questa posizione il nero può giocare F3, che è nota come la variante Samish. Samish lo stesso che ha dato il nome alla variante con 5 a 3 nella difesa est-indiana, forse 4 a 3. Comunque, se giocate l'est-indiana, fate conto che F3 è una delle cose più cattive e più violente che il nero vi possa giocare contro. Io addirittura per un po' di tempo ho perso interesse alla difesa est-indiana proprio perché, pur avendo passato ore e ore a cercare un buon antidoto contro F3, mi sono sempre ritrovato in varianti molto aggressive che all'epoca non ero proprio in grado di gestire. In sostanza l'idea di F3 è sia offensiva che difensiva. Difensiva perché ovviamente difende il pedone in E4. Offensiva perché F3 prepara un mucchio di spinte di pedone molto cattive, cioè G4, H4, H5, eventualmente G5, cambio qui, cambio in G6, apertura della colonna H contro il re arroccato. Insomma, prepara un mucchio di cose estremamente cattive eh, con cui il nero potrebbe non avere piacere, che il nero potrebbe non avere piacere di dover affrontare. D'altro canto, come detto prima, il giocatore di est-indiano è un giocatore che vuole vincere, quindi in linea di massima le posizioni sbilanciate dovrebbero piacergli, però è anche vero che bene o male è necessario conoscere questa variante perché le posizioni che ne derivano sono molto 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 violente. Contro questo centro ovviamente il nero ha le solite opzioni di arroccare e poi spingere in E5 e il bianco può ovviamente aspettare sempre o che il nero catturi oppure, oppure può semplicemente lui catturare oppure può spingere in D5, le solite opzioni, e le vedremo tutte anche queste qui una per una. Ok, questa era la Samish. Finora abbiamo visto tutti dei sistemi in cui il nero gioca la spinta in E5 e poi si vede un pochino come si risolvono le cose al centro. Tuttavia ovviamente il nero dispone di un'altra spinta, che è sostanzialmente quella in C5. Per cui, dopo cavallo in F3, arrocco, alfiere in G5, il nero può tranquillamente giocare G5. Ora, in questa posizione ci sono varie opzioni ovviamente. Una è semplicemente quella di spinta. Un'altra è un'altra invece è la cattura, che però è una variante molto poco giocata, a dire il vero, perché per varie ragioni. Comunque non è molto giocata, quindi ne parleremo, ma sarà direi un breve accenno. Oppure si può aspettare, si può giocare una mossa d'attesa come, non so, donna in D2 per un eventuale sfianchettamento successivo, e, e aspettare semplicemente che, che sia il nero a catturare in D4. In questo caso avremo una struttura con i pedoni in E4 e C4 tipica della Marotsky, con l'alfiere fianchettato in G7, con l'alfiere campo fianchettato, che di fatto è una posizione che ricorda molto la difesa siciliana.
variante del dragone. Quindi anche di questa ne parleremo, ma non eccessivamente in dettaglio. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire prima è che dopo C5, se si spinge, un'altra opzione a disposizione del nero è quella di vincere in E6 e dopo, che ne so, alfiere in E2, semplicemente il cambio dà origine a questa struttura pedonale che non è tipica dell'est indiano ma è tipica della Benoni. E vabbè, anche di questo ne parleremo, anche se non è strettamente attinente all'est indiano. Sempre relativo poi alle varianti in cui il nero spinge in C5, un posto particolare merita il cosiddetto attacco dei quattro pedoni, che è una linea particolarmente aggressiva, caratterizzata ovviamente a seconda di come ci si arriva, comunque da questo centro pedonale particolarmente esteso, che molti giocatori temono, e quindi anche di questa ne parleremo a parte. Per quel che riguarda poi le spinte di rottura, ad essere proprio sinceri c'è un'altra idea eh, che il nero può attuare, spesso considerata una variante inferiore, tuttavia caldamente consigliata da Berliner, autore del sistema nonché campione del mondo di scacchi per corrispondenza, quindi vale la pena darci un'occhiata, che è sostanzialmente un'idea dei fratelli Brain. Detto per inciso sono gli stessi, uno dei due è lo stesso contro cui Fischer vinse quella che poi è stata chiamata la sfida del secolo. Comunque questa idea sostanzialmente è, dopo mosse di sviluppo normali al rocco cavallo F6 e cavallo F3, quella di giocare semplicemente per la spinta B5, in modo da andare a indebolire il centro semplicemente da C4. Per giocare B5 questa spinta sarà preparata dalle mosse C6 ed A6, successivamente B5. Quindi il gioco si svilupperà qualcosa del genere C6, alfiere in E3, A6, donna in D2 per sfianchettare, e poi eh, cavallo B6, cavallo BD7 a rocco e finalmente B5. È un'idea che tratteremo anche questa. Dunque, adesso abbiamo visto le possibili spinte di rottura a disposizione del nero e le varie strutture pedonali. Eh, Bisogna anche notare che il nero in posizione di questo genere può tranquillamente decidere di aprire il fianchetto dell'alfiere di re. Questo sostanzialmente perché in moltissime varianti il nero tenterà di creare un violento attacco contro l'ala di re e l'alfiere fianchettato è idea comunemente accettata ma non universalmente riconosciuta, diciamo è un'idea abbastanza comune comunque che l'alfiere fianchettato migliori la sicurezza del re. Eh, Inoltre c'è anche il fatto che ad esempio dopo arrocco, fianchetto e 5 di 5 bla bla bla, il bianco adesso col fatto che c'è un pedone in G3 può giocare F4 per poi riprendere di pedone. Questa è un'altra delle idee alla base del fianchetto. Comunque tenete conto che questo tipo di centro, eh, quest'altro tipo di centro, oppure il centro di cambio, tutte queste qui sono cose che si possono avere anche con l'alfiere fianchettato, e anche di questo successivamente ne parleremo. Per finire faccio notare che la difesa est-indiana si definisce tale sostanzialmente dopo questa sequenza di mosse, per cui in realtà è anche possibile che il bianco non giochi E4 oppure che decida di posticipare E4, dando luogo a configurazioni radicalmente diverse da quelle che abbiamo visto finora.
per cui magari svilupperà il fianchetto, e dopo, non lo so, eh, arrocco, alfiere, alfiere C2, C6, insomma si potranno avere anche varie altre strutture pedonali come questa, oppure D6, cavallo in F6, 5, D5 senza ancora che il pedone in essi sia mosso, e queste sono sostanzialmente strutture minori a cui dedicherò un ultimo video per parlare. D'accordo. Eh, Questo video non aveva ovviamente la pretesa di insegnare a nessuno come giocare l'Est indiana, anche perché sulle idee strategiche ho detto poco o nulla se non proprio le basi, però era semplicemente un'introduzione ai successivi video che analizzeranno ognuna di queste varianti un pochino più in profondità. Per ora, beh, vi saluto. Ciao!